Un graditissimo ritorno quello di Cinzia Vaccagnano al Teatro dell'Efebo. Abbiamo ancora negli occhi la tua performance lo scorso anno in Antigone e poi come regista naturalmente anche in Sette contro Tebe. Stasera però cambiamo completamente registro e con un autore molto impegnativo. Sì, questa sera facciamo I Cavalieri di Aristofane. Sì, è un autore impegnativo, però è un grande commediografo, il più grande commediografo greco, e questa è una commedia che parla dei tempi di Aristofane, però come ci renderemo presto conto, parla anche dei nostri tempi. È una critica alla società, alla politica, ma come si sa, la politica siamo anche noi, è anche il popolo, è anche ognuno di noi. È una commedia graffiante che ancora oggi, dopo 2500 anni, tiene un messaggio potente, quello per cui alla fine la fila degli inganni per il popolo sembra non finire mai. Sì, esattamente, è così quello che ci racconta in questa commedia è che ogni politico che avanza di grado è peggiore dell'altro, però ci dice anche, ci fa anche riflettere sul fatto che siamo noi, che il popolo in questo caso, cioè proprio il personaggio del popolo, che si lascia abbindolare e che in qualche maniera accetta questo modo, ecco, di comprare con un po' di fuffa, diciamo, il popolo e quindi insomma ci fa riflettere per questo, perché in qualche maniera ci dice che anche noi possiamo avere il nostro potere ed essere più lucidi quando facciamo le nostre scelte. Ultima domanda, come regista e come attrice, che differenza c'è tra il districarsi in una tragedia o in una commedia come questa, seppur appunto fornire di un messaggio molto, molto potente, molto diretto? Naturalmente sì, c'è una certa differenza perché nella commedia quello che conta è molto il ritmo, nella tragedia chiaramente serve molto il pathos. In entrambi i casi c'è sempre un corpo, il corpo dell'attore che dà il massimo di sé ed è sempre nei miei spettacoli, diciamo, c'è sempre una grande coralità e una grande partecipazione di tutto l'ensemble, quindi sono due sfide diverse ma allo stesso tempo due sfide che mettono alla prova l'attore che si misura anche con lo spazio. Questo spazio, devo dire, è uno spazio straordinario che già l'anno scorso avevo misurato, è uno spazio che dà molta energia, che trasmette qualcosa di profondo, di lontano, di antico e quindi l'attore poi si misura anche con questo spazio, con questa energia fortissima che c'è qui al Teatro dell'Efebo.